Non ci credi, Italia, lo Xiaomi Redmi Note 8, quello che avevo fatto il video l'altra volta, no? Ti fa il tethering anche dal wifi automaticamente senza far niente. Cosa significa? Io col computer non riesco a prendere la rete del parco, no? Tieni conto che non è sempre un discorso di portata, ma anche un discorso di compatibilità tra i chip delle schede wifi, no? E neanche con l'antennino, quello mio scrocca wifi, va troppo lento, è inutilizzabile. Il telefonino, l'ho detto, faccio il tethering dal telefonino, uso la mia SIM, no, per fare dei lavori. Il telefonino aveva il wifi attivo, quindi adesso mi sta utilizzando il wifi del parco tramite il telefonino. Quindi il telefonino è collegato al wifi del parco e il computer è collegato al telefonino tutto tramite wifi, no? L'ho scoperto perché collegandomi al singolo telefono, al telefonino, mi è apparsa la scritta del wifi con scritto connettiti, no? E figata cacchio, cioè bellissima sta roba, perché non so, i telefonini prendono molto di più dei computer come wifi, cioè incredibile ma vero, cioè uno dice il computer dovrebbe avere più corrente, più potenza e tutto, eppure. Quindi niente, è il mio router wifi per eccellenza, veramente proprio stracontento. Cioè metti, non so, effettivamente adesso potrei mettere il telefonino in carica nel cruscotto davanti, così ancora più vicino al wifi, cioè hai capito? Difatti è quello che farò adesso. Però veramente per me è una gran cosa, è tanto, tanto utile, è veramente una gran cosa, veramente. E vai bufferona in arrivo, stanno scappando tutti dal mio giardino. Wow, bello, 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 bello. L'Italia prima di andare a dormire, pensierino in pigiamino nella GoPro. Stavo pensando, sempre quando ho la tazza del tè in mano, quindi adesso è una roba magica, non so, una specie di rito magico che quando tocco sta tazza, no, mi vengono in mente tutte le cose da dire, no? Comunque la cosa che volevo dire, no, perché ero qua, no? E ho percepito questo senso di pienezza, di ricchezza in generale, no? E mi è venuto da dire grazie a chi non si sa in generale, poi boh, tocco un attimo qua, dico boh, gli elettroni, i protoni, i neutroni, le onde energetiche che formano la materia, qualcuno che le comanda, chi lo sa, comunque grazie. Però in quel grazie, e questo è il pensierino in pigiamino, grazie di cosa? Grazie che ho quello che ho, oppure grazie perché vedo, percepisco quello che ho come un qualcosa di grande, perché in fondo insomma sono qua in mezzo a una strada che vivo dentro un camper da 15.000 euro, cioè voglio dire, Zingaro, voglio vivere come te. sì, magari per altri insomma una vita più appagante sarebbe una vita da 2-3 mila euro al mese dentro una casetta da 200-300 mila euro, insomma, ecco, però non lo so, io mi sento ultra ricco, ultra appagato sotto qualsiasi aspetto, ogni aspetto, e quindi mi viene da dire grazie e appunto riflettendoci un attimo, probabilmente grazie per quello, tra virgolette, che sono, ossia per come mi si fa vedere il mondo, per come mi si fa vedere le cose. Quindi grazie per questa visione. Eccoci qua, il bello della diretta. Sì, ok, lo so, non siamo in diretta. Oh, mi sembra bene. Allora, la stabilizzazione, per carità, non fa miracoli, serve più che altro per le fotografie, per dare un aiutino ai video, ma devi comunque stare molto attento. Vedere? È perché vedi il monitor è nascosto da sta roba qua, porca miseria, quindi diciamo io dovrei comunque tagliarmi il mento o star distante. Vedo che mi rileva sempre l'occhio, anche se ho gli occhiali, ok? Quindi questa è una figata, ti rileva l'occhio, eccolo là, quello più vicino, esatto. Allora ti giri di qua e cambia occhio, che figata, come messo a fuoco. Sei con il microfono originale, non gli ho montato il Rode. A dirla tutta, come forse sai, avevo preso anche il microfono, quello wireless, avevo visto delle prove, mi sembrava veramente una figata, si sentiva veramente bene e costa una monata, cioè proprio una sciocchezza rispetto agli altri, no? Tutto altro prezzo. Lo proverò più avanti, magari farò un video a parte e ovviamente tutti i prossimi video verranno girati con quello, tranne i vlog interni, ok? Ma Yuri, taglia sta roba che alla gente non interessa. No, cos'è che devo dire? Volevo dire una roba figa. Ah sì, proviamo a fare una ripresa assieme, fermo. Una ripresa tipo a mano libera, no? Cioè io devo fare questa qui, la GoPro, vedi, gli passo così, probabilmente è un po' ondulato, quindi rifacciamo
una scena un po' più morbida così, eccola là, mi sembra perfetto. Un trucchetto che ho imparato, io adesso devo inquadrare sta GoPro, no? Se io guardo dal monitorino della fotocamera la GoPro, vedi, non lo so, è tutto, vedi, un po' dondoloso. Se invece io, sì, ok, mi posiziono per mirare la GoPro, quindi l'oggetto, poi guardo la mia macchina fotografica, cioè la fine della mia macchina fotografica, non il monitorino, guardo la punta dell'obiettivo e mi concentro sul movimento della punta dell'obiettivo, eccola. Come fosse una specie di tazzina del caffè piena, hai capito? Ma se guardo il monitorino invece no, cambia tutto. Quando a noite chegar, com você quero estar. Sem destino, deixa esse amor nos levar. Pipistrello. Allora, che bello il pipistrello. Ci piace il pipistrello. Pipistrello, vieni qua, pipistrello. Hai visto il pipistrello, Amy? Pipistrello? Dove è andato il pipistrello? È andato via il pipistrello. Ma che grande questo! Occhio. Eccoli, guarda. Sono grandi questi. Guarda. Tu. Che forte, guarda. Tu. Mi sento sempre più Adams. Adoro il maltempo e i pipistrelli. Ciao, d'altra parte, scusa se uso il microfono integrato, il maltempo non ti fa soffocare dal caldo, no? Che c'è quando, sai, arriva l'estate, cancala. E i pipistrelli ti mangiano le zanzare? Mi era passato dietro, guarda, tu, bello. Sono praticamente delle pantegane con le ali, hai capito? Sono delle pantegane acrobatiche. Guarda. Tu. Ciao pantegana, guarda che forte. Che figata, guarda! Cazzo, ti volano vicino. È che sei col Sigma 16, quindi un po' lontana, fa un po' effetto GoPro, no? Italia, ti piace il mio giardino come si dice, da quarantena? Anche i pipistrelli? Guarda. Sono tutti capaci di avere le oche, le anatre. E sigano quei pipistrelli. Guarda che roba. Da quando hanno saputo che non li possono più mangiare, adesso via. Però contemporaneamente ti dico che non è una buona cosa se ti fanno la pipì addosso. Magari stanno volando, gli parte, hai capito, lo sganciamento. Mi pare che potrebbe portare malattie l'escremento del pipistrello. Che pace. Italia, che pace. Bello. Porco cane, si stanno avvicinando 2 teenager che probabilmente sono andati a fare le cose del sesso. Ma guarda te che bello che scingano al pipistrello in giardino, guarda che figata. Vieni qua. E da tanto non vedevo i pipistrelli, ma proprio da tanto. Cosa fai lì, CP? Ti mimetizzi? Ma io ti ho vista lo stesso, anche se ti sei mimetizzata, sai? Dietro le foglie. Ciao, non so se vogliono fare amicizia perché ti sfiorano proprio i pipistrelli. Dove sono andati adesso? Bene, Italia, vado a giocare su Pullman. E qua Italia, come vedi, ci sono ancora i problemini con la beta di Premiere Pro, no? E bisogna aspettare la definitiva, quindi problemi con la scheda video, nel senso che alcuni video mi dà errore e quindi devo fare la conversione tramite processore, il che significa, tradotto in parole povere che interessano più a tutti, 3-4 ore per esportare un video. Porca miseria! Vabbè, che finché è estate così ci si ride sopra. CP, mannaggia, te gli avevo messo la ciotola qua, ho detto così sporca, a me non gli ha fatto fare il giro del campo, l'ha fatta arrivare davanti, ha perso pezzi dappertutto, maledetto cane.